Vittoria esterna e fuga nel girone C Under 17 Elite per una nuova tor 3 teste di Giovanni Greco che supera al Catena l'Atletico 2000 per 1-3 grazie ai gol di Metaui e Crivellini e De Angelis. Di Novelli il momentaneo pareggio dei padroni di casa. Inizio di gara al piccolo trotto, poi al 9 minuto la nuova tor 3 teste passa in vantaggio, palla recuperata sulla tre quarti difensiva, Sfera che arriva a Boncori, il quale allunga per Sardone, assist perfetto per Metaui che non sbaglia e di sinistro batte la Vorgna 0-1, tor 3 teste in vantaggio. Reazione dell'Atletico 2000 su calcio d'angolo, colpo di testa di Fenicchia che termina al lato, poi rossoblu che vanno ad un passo dal raddoppio, corner dalla destra, colpo di testa ravvicinato di Prodomo, risponde la Vorgna, il numero 6 rossoblu va in tapin, palla che danza su tutta la linea e Morena salva in extremis, per il direttore di gara non è gol e si prosegue, Atletico pericoloso alla mezz'ora, Remolo entra in area cross basso sul quale non arriva nessuno, poi Lopresti prosegue l'azione ma il tentativo dei padroni di casa svanisce. Un minuto più tardi è Metaui a tentare il diagonale di sinistro, debole, la Vorgna para in due tempi. Ancora rossoblu sul finale di frazione, ancora con Metaui e il numero 10, ospite stavolta a giro sul primo palo, fuori non di molto, infine punizione di Finicchia al 45esimo, il portiere ospite si distende e devia in corner. Inizio di ripresa vede due tentativi della formazione di Via Candiani, prima azione dalla destra, cross contrastato con azione che prosegue, Sfera che arriva a Di Lelio, cross ancora per Boncori. La Vorgna interviene, poi un minuto dopo ancora Metaui si appoggia all'avversario e scatta via sulla destra, rientra sul sinistro ma debolmente, para ancora la Vorgna. L'Atletico 2000 è cinico e al sesto fa le prove del pari, conclusione dalla distanza di sinistro, deviata in corner. Dall'angolo Sfera in area di rigore, palla che prolunga per Novelli, il quale di sinistro mette in rete il pareggio 1-1 tra Atletico 2000 e Nuova Tor 3 Teste. Il match adesso è bello, due sono i tentativi per parte nei successivi minuti. Prima Boncori entra in area e va con il sinistro, alto, sopra la traversa. Poi Metaui all'11° minuto di gioco si gira e calcia in area di rigore. La Vorgna devia in fallo laterale. Al 12° ecco l'Atletico 2000, cross dalla sinistra e conclusione al volo. Palla che termina al lato di poco. Al 14° invece è Morena a girarsi in area di rigore a favorire il compagno a rimorchio, conclusione debole e ancora al lato. Al 26° la Nuova Tor 3 Teste torna in vantaggio, cross corner dalla destra di Metaui e palla al centro dell'area di rigore, colpo previsto subito da Finicchia con il direttore di gara che lascia proseguire, Crivellini è freddo e di destro in diagonale batte la Vorgna per l'1-2, tra le proteste dei padroni di casa a fare le spese è il tecnico che viene espulso dal direttore di gara. Il finale vede il tutto per tutto dell'Atletico 2000, palla in area e conclusione dalla distanza che termina in out. Ospiti invece vicini al tris nel recupero, contropiede e palo di Sardone. Sulla successiva respinta Prodomo viene murato in corner. Infine l'1-3 arriva davvero con al 50° il sigillo finale da parte di De Angelis al volo di sinistro, palla in rete 1-3 ed è vittoria da parte della Nuova Tor 3 Teste dopo 8 minuti di recupero per il direttore di gara. Può bastare qui.